Una giornata convulsa, mezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile, volontari, operatori dei comuni hanno girato vie e piazze cercando di raggiungere le case isolate, sommerse dall'acqua. Certo è che sono centinaia le famiglie messe in ginocchio da questa ondata di maltempo. Le zone maggiormente colpite sono Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Concordia Sagittaria. I sindaci hanno girato per tutta la giornata nelle aree allagate. È stato un evento straordinario. Adesso stiamo cercando con i vigili del fuoco, il consorzio di bonifica e i nostri vigili urbani, i nostri volontari, cercare di tamponare la situazione. I danni sono ingentissimi, si parla di migliaia di euro, anche se la stima reale sarà fatta nei prossimi giorni. Io credo che in alcuni casi non serve solamente fare la denuncia per richiesta di contributi regionali, credo che il Comune debba prendere anche in considerazione la possibilità per chi ha bisogno di rimettere un po' le cose a posto, di vedere se può fare qualcosa anche lo stesso Comune di Portogruaro. Insomma, il Comune cercherà di trovare i fondi almeno per i piccoli interventi e dare così una mano ai cittadini. Chiederete lo stato di calamità? Non c'è dubbio, questa è la cosa normale, solo che io mi riferivo al fatto che vediamo se il Comune riesce a intervenire su qualcosa, perché ora che si fa la richiesta di stato di calamità, ora che si fanno le denunce, ora che arrivano i soldi, forse per alcuni di questi cittadini che abitano alla periferia di Portogruaro forse non ce la fanno da soli. Faremo tutto quello che è possibile per poter in qualche maniera risarcire i danni che i nostri cittadini hanno subito. A Concordia, Sagittaria, stessa situazione. Da stamattina alle 6 che siamo fuori con la protezione civile, perché da subito abbiamo visto che le precipitazioni erano molto intense, da quanto ci risulta circa 200 millimetri in 2 ore, una cosa mai successa e ha messo in difficoltà tutto il sistema idraulico del nostro territorio. E la pioggia fino a sera non ha dato tregua. Ero qua, ho visto stamattina.